Altro luogo fantastico di questo museo, con acquari, con collezioni uniche, vi dico uniche al mondo, e anche con qualche ragnetto che adesso il direttore ci spiegherà. Ma qui ci troviamo nella sala delle altre fibre. In pratica dovete sapere che la seta non è prodotta solo dal baco da seta, parlo di sete utilizzate dall'uomo, ma da tantissime altre specie, tra cui anche ragni. Qui ci sono ragni che producono seta, ma poi che abbiamo una collezione Quayat dell'800 che rappresenta falene diverse dal baco da seta che ancora oggi sono utilizzati in India, in Oriente, eccetera. In più abbiamo una piccola chicca, delle conchiglie che si chiamano pinna nobile, tipica del Mediterraneo, oggi super protetta e anche in crisi per questioni ambientali che sapete, è inutile che le riprenda qui, che produceva e produce ancora, diciamo, una seta per agganciarsi al fondo marino, e questa seta in passato veniva utilizzata per fare i colletti e i polsini di re, di papi e cardinali. Sono pochi i campioni presenti, qui ne abbiamo alcuni di questi proprio nelle vetrine di questa seta del mare, si chiama bisso marino. Allora, continuiamo questo viaggio in un'altra stanza. Non vi faremo vedere tutto in questo, ovviamente, primus inter pares, perché dovete venirlo a visitare questo museo, che è davvero qualcosa di straordinario. Però andiamo con noi. Qui dove siamo, direttore? Abbiamo creato una sala particolare con i predatori particolari di insetti. C'è un mondo veramente interessantissimo. I camaleonti, per esempio, che sono rettili che hanno una bellezza incredibile, ma hanno assunto delle forme che nessun altro rettile ha. Poi abbiamo i falsi gechi cubani, le rane pomodoro, già il nome così invoglia a conoscere, sono veramente strane. E ci sono i pesci arciere, per esempio, famosissimi per utilizzare delle tecniche particolari per cacciare insetti fuori dall'acqua, loro li vedono da sotto e spruzzano. Più altri animaletti come mantidi o coleotteri anche molto longevi che vengono dall'Africa e che hanno inventato delle strategie uniche per diventare dei cacciatori formidabili. Le dico una cosa, alle nostre spalle ho visto la rana pomodoro che è lì mimetizzata, che è tutta rossa, poi la vedrete con più attenzione. Volevo chiederle un'altra curiosità. Hai mai fatto amicizia con qualcuno di questi insetti, di questi animali? Cioè nel senso che con il cane hai un bel rapporto, l'uomo umano un bel rapporto, con il gatto lo stesso, ecco. Con questi c'è la possibilità oppure è impossibile? No, non è impossibile. Proprio qui ad Esapolis abbiamo un laboratorio che si occupa di scienze cognitive. Recentemente ho fatto vedere anche in televisione proprio dei ragni che hanno intelligenza simile a quella di un gatto e si muovono come un gatto, sono simpaticissimi. Hanno un cervello piccolo come una capocchia di uno spillo, come la punta di uno spillo, ma capacità cognitive veramente incredibili. Quindi siamo dentro delle meraviglie. Noi se andiamo dentro questo mondo non ci aspettiamo che loro ci riconoscano. Quindi faccio una varietà, se chiama il ragno ubbidisce oppure... Come il gatto praticamente fa quello che vuole, è uguale. Abbiamo però camaleonti che ci riconoscono, abbiamo altri rettili, in particolare i pesci sono molto attenti, ci sono capacità diverse e anche un mondo che è meno interessato a noi, però ha delle cose veramente straordinarie che possiamo scoprire e molto più interessanti tante volte degli animali che conosciamo già. Allora, voi non ci crederete, ma ad Esapolis, in questo museo di insetti, l'ho definito così, che non è la definizione corretta, c'è anche una gioielleria. Cioè, se voi avete la consorte, la figlia che vuole dei gioielli molto costosi, viene a Esapolis, chiama il direttore e dice: vorrei andare nella gioielleria di Esapolis. Ce la vuoi raccontare questa gioielleria? Questa è una delle sale di maggior successo perché sorprende la bellezza incredibile di questi insetti, che è paragonabile, addirittura superiore a quella dei gioielli. Infatti noi li abbiamo messi in cofanetti proprio da gioielli. Qui vicino a me, per esempio, ci sono i scarabei d'oro e d'argento che assolutamente sembrano fatti di quei metalli preziosi.
ma abbiamo specie dalle Filippine, dall'Indonesia, dall'Australia, che veramente simulano dei gioielli. In verità, in antichità, alcuni erano addirittura rilegati in oro ed argento e anche arricchiti con pietre preziose e trasformati in veri gioielli, perché sono anche consistenti, robusti, diciamo, nella corazza. La cosa più interessante però per me non è solo la bellezza fantastica di questi animali, vedete ci sono anche delle farfalle incredibili con dei colori unici, ma è proprio il fatto quello che ci insegnano, cioè questi colori sono prodotti con tecnologie per noi molto innovative, gli scienziati le stanno studiando, sono i famosi cristalli fotonici, in pratica con un solo materiale riescono a riprodurre tutti i colori dell'arcobaleno e anche di più e a gestirli e a creare degli effetti unici, quindi niente inquinamento, niente pigmenti, niente chimica, un solo materiale molto naturale, la loro corazza, e fanno tutto quello che vogliono. È un bel insegnamento. Certo, nel dirvi che era gioielleria, avete visto il direttore ha messo in ogni contenitore, ha messo il lucchetto, perché mica quanto può costare un insetto di questo? Possono variare da qualche centinaio di euro fino a decine di migliaia di euro in alcuni casi. Incredibile, incredibile. Certo. Venite a visitarlo perché è una gioielleria unica al mondo, davvero unica. Allora in questa stanza il mio operatore Marco si è messo distante da questa teca perché qui c'è un ragno e adesso ce lo spiegherà il direttore Moretto, che è velenoso, cioè qui hai poche possibilità di salvarti. È una stanza ricca di ragni e questo, che poi lo vedete inquadrato, è quello che è meglio evitare che di essere punti, mettiamola così, giusto direttore? Beh, qui intanto facciamo conoscere il mondo degli arachnidi, dei ragni. Si è accesa la luce rossa, vorremmo già spiegare anche perché, visto che siamo così. Beh, tutte le teche sono climatizzate, hanno fotoperiodo, umidità, eccetera. La luce rossa è per simulare la radiazione solare, l'infrarosso, che per scaldarli in modo naturale, perché sono animali che vengono da ambienti caldi, tropicali, quelli più grandi. Questo in verità non è un ragno, è uno scorpione del deserto. Scorpione, scusi. Perché sì, ma sono parenti, diciamo, sì. Però gli animali più pericolosi di questa famiglia sono proprio gli scorpioni. I ragni, ce ne sono alcuni pericolosi, ma sono decenni che non sono più ormai così importanti, mentre gli scorpioni mettono molte vittime, quindi noi spieghiamo alle persone come riconoscere uno scorpione mortale da uno che non lo è, o di interesse medico, diciamo, perché poi gli scorpioni pungono ma non sono così pericolosi. E poi facciamo conoscere delle meraviglie del mondo degli arachnidi, perché guardate che i ragni sono animali a gran parte delle persone sconosciuti, capaci di capacità cognitive notevoli e di grande visione, anche alcuni hanno degli occhi che somigliano ai nostri come capacità visiva. Ecco, è importante perché questo museo, abbiamo iniziato il ragionamento prima, lo continuiamo e poi lo continueremo anche al termine di questo viaggio, perché tanti hanno paura di entrare in questo luogo appunto per questo motivo, perché c'è il ragno, perché c'è lo scorpione, ma no, non posso, paura, mi fa schifo, mi scusi una parola che è proprio quello che dice la gente. No, noi la prendiamo, io dico sempre... bisognerebbe far capire alla gente che non è proprio così, che è in sicurezza e che poi tra l'altro ci sono dei capolavori qui dentro che non si possono non vedere. Allora qui, come ha detto lei, ci sono veramente specie straordinarie. Devo dire anche che abbiamo cominciato dei percorsi con alcuni psicologi che hanno guarito le persone che erano affette da aracnofobia. Si può fare. Qui abbiamo dei laboratori dove si toccano anche i ragni, naturalmente se uno non vuole non lo fa. Se si vuole eccedere anche in questo senso, e diciamo che un po' c'è la sindrome di Stoccolma, quando si innamora del rapitore, no? Quando una cosa si ha paura poi si supera, certo. Perché innamorarsi è facile, quando si conoscono questi animali si capisce quanto belli sono, quanto straordinari e quanto incredibili, sono delle sculture viventi in alcuni casi, e quanto sono anche intelligenti in certi altri. Chiaramente è difficile poi non rispettarli e rispettare l'ambiente che rappresentano, perché rappresentano un'evoluzione durata 400 milioni di anni. Assolutamente, e consiglieremo di venire a visitare. Sono più le donne che hanno paura degli uomini? Direi le donne, ma perché è una cultura un po' italiana, diciamo. Dal punto di vista psicologico si è visto che esistono delle radici evolutive legate a animali pericolosi e loro lo sanno, per cui si fanno brutti, no? Un po' per essere... Gli animali lo sanno, si mostrano così, ma poi in verità,
come tante persone che sembrano così, poi alla fine bisogna avere paura più di quelli che non sembrano, no? È vero. Invece questi animali sono veramente tranquilli, noi li maneggiamo anche moltissimo, a parte quelli pericolosi che hanno un veleno che per noi chiaramente è letale, quindi non si possono prendere rischi inutili, sono protetti addirittura in doppio vetro e anche i nostri curatori li seguono. E in questa stanza abbiamo visto lo scorpione, poi ci sono altri animali interessanti. Beh, qui abbiamo delle cose meravigliose, abbiamo l'amigale ginocchia rosse, una delle più belle proprio ragni che viene dal Messico protetto, abbiamo la Geodora paraibana, un altro ragno incredibile del Brasile, bellissimo, è una specie indiana e anche una del Cile che è addirittura una delle più docili, ma anche se fa impressione che viene dal famoso deserto di Atacama, e poi uno può conoscere le vedove nere, il ragno violino, famosi, diciamo, piccoli certo. ragni sono quelli più fetenti, diciamo, usando il termine, più insidiosi perché non sono quelli grandi, ma sono i piccoli i più pericolosi. Allora, qui siamo in una stanza, direttore, dove c'è la socialità abbinata all'insetto, l'insetto abbinata alla socialità. Ci racconti meglio cosa vuol dire? Abbiamo degli esempi incredibili di superorganismi o di organismi che consideriamo soprattutto inferiori, ma che hanno avuto la capacità di formare famiglie, gruppi, di avere relazioni sociali. Beh, l'esempio famoso è quello delle api, ovviamente per tutti. Qui abbiamo le api dal vivo, si possono vedere, c'è proprio l'alveare lì, si possono vedere le api che operano. Abbiamo però delle colonie di formiche veramente eccezionali. Abbiamo le formiche tagliafoglie dell'America tropicale, che sono i primi agricoltori comparsi sul pianeta. 40-50 milioni di anni fa hanno cominciato un percorso di coltivare fungo utilizzando piante e altri semi come facciamo noi e vivendo a carico del fungo chiaramente che poi mangiano, diventa il loro grande stomaco. Arrivano a fare colonie grandi come questa sala e ad avere una regina che dura 20-30 anni anche. Incredibile. Ma le api qui dove vanno a prendere il nettare? Allora, nel caso delle api loro c'è un passaggio sul muro, loro escono all'esterno, il loro nido all'interno, quindi loro sono libere di uscire all'esterno e poi escono. L'ho visto adesso. Loro, anche alcuni degli animali di Esapoli se ne vanno fuori e tornano dentro, diciamo. Certo. Sì. Oltre al sottoscritto e ai collaboratori siamo sempre animali, anche loro noi escono. Ci mettiamo anche noi nel gruppo perché tante volte ci riconosciamo negli animali per tante caratteristiche, no? Abbiamo le termiti, abbiamo i ragni sociali, che è difficilissimo immaginare dei ragni che vivono insieme perché sono predatori, questi vengono dalla penisola arabica. E poi formiche e poi le blatte giganti soffianti del Madagascar che sono all'origine, alla base dell'evoluzione delle termiti, che sono il top di quel gruppo animale, diciamo anche come evoluzione sociale. Questo museo Esapolis, con capofila la provincia di Padova, ha vinto un bellissimo progetto che si chiama Europa Creativa, il progetto è MUSNET. Questo progetto abbiamo realizzato insieme ad altri partner europei in Polonia, in Slovenia e in Spagna, delle cose innovative. Questa è una delle cose creative, innovative che sono state realizzate, che è piaciuta tantissimo. In pratica le persone, i visitatori, soprattutto i ragazzi, le famiglie, possono colorare delle silhouette che mettiamo a loro disposizione e le possono animare in uno schermo 3D. Sono tutti argomenti che hanno a che fare con i soggetti dei musei coinvolti nel progetto e questi soggetti poi, come si vede, vengono animati ed è una cosa divertentissima. È una cosa che si fa anche a fine percorso del museo, che tiene insieme le famiglie e li fa lavorare ancora su soggetti della natura. Sono molte altre le cose che sono fatte all'interno di questo progetto, come un'attenzione particolare per categorie svantaggiate, per i non vedenti, un'app che approfondisce i contenuti del museo, quindi basta venire col proprio smartphone, collegarsi all'app e con un semplice QR code si hanno informazioni
informazioni di tipo sensoriale, di tipo emotivo e anche informazioni classiche, diciamo, su tutte le cose esposte ai soggetti, compresi video e immagini. E poi anche un video introduttivo che spiega a fondo la storia del posto, per chi vuole cominciare la visita anche in modo più ordinato e capire dall'800 ad oggi questa struttura, questo che è un monumento, diciamo, importante perché contiene collezioni anche storiche sui bacchi da seta, come è cresciuta, e poi cose che non si vedono normalmente nel museo, tra quelle che si vedono, per esempio la conservazione, la ricerca scientifica, il lavoro con i giovani naturalisti e tante attività con gruppi e associazioni, gli eventi, gli open day, eccetera. Questo è il Museo Esapolis, qualcosa che va al di fuori dei muri e non solo dentro la stessa struttura del museo. Quindi venire a Esapolis significa vivere un'avventura a 360 gradi. Allora, siamo arrivati al termine di questo viaggio all'interno del Museo Esapolis, che si trova, come vi ho detto all'inizio, a un paio di chilometri dal centro di Padova. Un museo da vedere perché è davvero qualcosa di straordinario. Noi vi abbiamo fatto vedere una parte, una piccola parte, perché voi dovete venirlo a visitare, perché per i bambini, per le famiglie, è davvero qualcosa di straordinario. È innocuo, perché se qualcuno ha paura di venire qui, il direttore dice no, assolutamente in sicurezza. È in sicurezza, non ci sono tutti quegli animali che qualcuno pensa. Venite perché è davvero qualcosa di straordinario. E oltretutto quello che abbiamo visto, ringrazio ovviamente il direttore Enzo Moretto che ci ha fatto da guida, oggi ci fa vedere anche qui che abbiamo ovviamente delle iniziative e anche l'app, che non è una cosa da sottovalutare. Il Museo Esapolis è un museo della provincia di Padova e la provincia è capofila di un progetto che ha coinvolto i musei e altri musei europei, con questo progetto praticamente che si chiama Museum Network, che fa parte del programma Creative Europe. Abbiamo creato appunto dei video introduttivi e poi quest'app che si può inquadrare con i QR code in tutti i soggetti del museo e poi vedere praticamente le immagini di quello che scegliamo. Per questo caso io ho scelto di vedere un geco leopardino e qui vediamo tutte le immagini, i video sull'animale, anche molto belli, se vogliamo ingrandire anche come succede che si fa sempre con i telefonini. In più abbiamo un sacco di informazioni appunto sull'app che si possono ottenere, basta cliccare sempre sullo stesso soggetto oppure gli altri soggetti, basta inquadrare il QR code e si può visitare il museo in modo interattivo anche con quest'app. Fra un po' sarà pronta anche per i bambini con dei giochi e sarà dedicata anche a loro. Ecco, quindi qui questa è una guida praticamente, definiamola in italiano e in inglese per il momento anche. E quindi chi viene qui prende col telefonino l'app, ovviamente tutto anche per merito della provincia, e può visitare questo museo senza aver bisogno della famosa guida, mettiamola assolutamente, già il museo è molto pieno di parti informative e spiegazioni, ma l'app dà veramente moltissimo in più. Poi ci saranno possibilità anche di fare laboratori e altre cose, chiaramente interagendo con gli esperti. Allora direttore, io è la prima volta che entro in questo museo e come dicevo, lo ripeto perché vorrei che anche i nostri telespettatori riuscissero a capire che qui davvero in sicurezza non c'è nulla di pericoloso, e qualcuno passando diceva ah, bello, però lì dentro non entrerò mai. Sono entrato oggi ed è affascinante perché ho visto delle cose che non avrei mai pensato di vedere. Abbiamo parlato della seta, dunque unici esemplari in tutto il mondo, quindi davvero qualcosa di incredibile, di straordinario, assolutamente da visitare. Ma tutti i visitatori che vengono qui, a parte i super appassionati che poi tornano e ritornano, dicono la stessa cosa: non mi aspettavo quel museo così. Tornerò assolutamente, ne parlerò, infatti il pubblico sta aumentando tantissimo. Vorremmo arrivare ai livelli di altri paesi, tra virgolette, più civilizzati, colti sulla vista di musei, eccetera, che hanno veramente centinaia di migliaia di visitatori. E Esapoli su questa strada, noi siamo qua e chi volesse conoscerlo a Brusegana, a Padova. Esatto, poi non lo dice, lo dico io, c'è anche un negozietto molto carino, se volete fare qualche omaggetto così di questo museo, davvero di qualche insetto, è davvero incredibile. Ricordate, venite a visitare la gioielleria che è sopra, ci sono degli insetti che costano l'ira di Dio, ma non potete portarli via perché il direttore li ha chiusi in una gabbia con il lucchetto.
Vi aspettiamo qui a Esapolis.